Benvenuti e benvenuti in questo video vi daremo un problema con soluzione di elettrostatica. Fra due chiaris di 18 nanocoulomb e 22 nanocoulomb e una distanza di 12 cm. Chiate il valore dal modulo dal campo elettrico in tal punto medi dal segmento che all'unis gli due chiaris. Possiamo rappresentare la situazione descritta dal problema in queste maniere. Ovin la prima chiaria di 18 nanocoulomb che viene chiamata Q1 e la seconda chiaria di 22 nanocoulomb che viene chiamata Q2 e invece chiamaremo con la lettera M il punto medio dal segmento che all'unis gli due chiari considerati. Di investit e sarà per noi la distanza fra questi due chiari. Dunque, queste distanze che per noi sarà D. Il nostro obiettivo è che di determinare, di chiattare il modulo dal campo elettrico valutato dal punto medio M che ho indicato con E con M. Il campo elettrico totale in tal punto M si può calcolare in queste maniere. Il campo elettrico totale risultante alle compagna a somme vettoriale dal campo elettrico E1 più il campo elettrico E2, che il campo elettrico E1 è il campo elettrico generato da chiarie 1, naturalmente in tal punto M, e E2 è il campo elettrico generato da chiarie 2, naturalmente in tal punto M. Prima di procedere con la soluzione, reclamiamo le caratteristiche principali del campo elettrico generato da una chiarie positive puntiforme. In questo disegno ovvio le linee di campo, tal caso di un campo elettrico generato da una chiarie puntiforme positiva. Ovvero anche di ricordare il modulo di questo campo elettrico, che le dà le formule K per Q dividuto R quadri, dove che E è il modulo del campo elettrico generato, naturalmente in tal caso di una chiaria puntiforme, K è una costante fisica sperimentale, Q è il modulo dei chiari che produce il campo elettrico e R e I la distanza fra il punto considerato e la chiaria generatore dal campo elettrico. La costante sperimentale K e ha un valore che le compagna a 9 per 10 a 9 Newton per metri quadris dividuto Coulomb al quadrato. E le ade a costanti dielettriche di queste formule. Dal punto M considerato dunque i due campi elettrici saranno fatti come che si vede in queste figure e in particolare E2 e E1 hanno la stessa direzione ma orientazione opposte dal momento che E1 è fatto così e E2 invece è fatto così, perché la loro orientazione è una orientazione che si slontana dai chiari generatore dal campo elettrico per via che gli chiari sono positivi. Dunque, anche se E tant che vettore è il risultato di queste somme vettoriali, dal momento che questi due vettori hanno la stessa direzione ma orientazione opposte, il modulo del campo elettrico risultante è compagno a differenza dai moduli dai due campi elettrici E1 e E2. Dunque, il modulo del campo elettrico che stiamo cirint, che è il campo elettrico risultante, si può calcolare così, e dal momento che in generale
E alle compagne a K per Q dividuto R quadri, che io posso sostituire e ovarin K per Q1 dividuto di mies a seconde mancul K per Q2 dividuto di mies a seconde, dal momento che se questo è il punto medio e che io vengo i due chiaris, queste distanze e la metà di D, dunque eval di mies. Ho potuto come sostituire i valori numerici e notare che qui si può riscrivere queste quantità come KQ1 dividuto di quadri quarts mancul Q2 dividuto di quadri quarts. Magari possiamo fare un passaggio intermedio qui. Di fatto possiamo chiappare su K, questo diventa 4Q1 dividuto di quadri mancul 4Q2 dividuto di quadri, e a questo punto possiamo chiappare su anche il coefficiente 4 e di quadri, e quindi passiamo a queste scritture qui. E a questo punto possiamo mettere dentro i valori numerici, dunque avremo 4 per 9 per 10 a 9 dividuto la distanza al quadrato, ma la distanza era di 12 cm, che alude 12 per 10 e manco 2 metros. Dunque qui avremo 12 per 10 e manco 2 tutto a seconde, moltiplicato per differenze fra le due chiaris, che erano una di 22 e che altre di 18 nanocoulomb, dunque qui avremo di moltiplicare per 10 e manco 9, e dal momento che ho sempre doprato unità di misura del sistema internazionale, tutto questo sarà misurato in newtons dividuto coulomb. Dunque ovarin che 10 ai 9 e 10 ai manco 9 e fasi 1, e dunque qui ovarin 4 per 9 per 4 dividuto 12 al quadrato, dunque 144 per 10 è manco 4 newton dividuto coulombs, ma questo prodotto fa 144, dunque ovvio che il risultato finale sarà di 10 ai quarte newton dividuto coulombs, che io potrei scrivere in notazione scientifica tanto che 1,0 per 10 alle quarte newton dividuto coulomb, oppure se io voglio tanto che 10 kN dividuto coulombs. Questo al siare i nostri esercizi. Grazie per vostra attenzione e mandi.